Francisco Sedda. Buonasera a tutti, grazie per l'invito al Presidente Soddu, alla Fondazione Dettori per questa possibilità di confronto e di portare, in quanto segretario del Partito dei Sardi, anche la nostra posizione in questo dibattito. Vorrei partire da due dati, uno dei quali è già stato citato, l'altro invece non è stato ancora citato, mi sembra giusto, doveroso introdurlo. Il primo, importante, che probabilmente in questo momento sintetizza anche la nostra partecipazione profonda al mondo, è appunto la questione dei migranti, questione che è solo all'inizio, che non finirà, che invece ci vedrà sempre più coinvolti. La seconda questione che voglio mettere come incipit da cui partire per la riflessione è invece il dato che è emerso, che come saprete, però è strano che non sia stato evocato oggi parlando di nuova questione sarda, il dato è emerso dalla ricerca dell'Università di Cagliari e di Edimburgo e poi confermato dall'agenzia Demos nel famoso sondaggio apparso sulla Repubblica, secondo cui i sardi, con una percentuale che va dal 40 al 46%, sono a favore dell'indipendenza. Perché anche di questo credo che si parli quando si parla di nuova questione sarda. E il 90% invece è a favore, 40-45% a favore dell'indipendenza, un altro 50% non è a favore dell'indipendenza ma è a favore della sovranità fiscale. Dunque la sovranità fiscale finisce per prendersi il 90% del consenso. Che sfida ci lanciano questi due dati? L'arrivo dei migranti e questa esigenza di indipendenza e di sovranità dei sardi. Secondo me ci lanciano la sfida a costruire uno Stato giusto, a costruire uno Stato che sia a misura dei deboli, dei poveri, degli ultimi. Uno Stato ben organizzato, uno Stato virtuoso, uno Stato che sia capace di essere sociale senza essere assistenziale, uno Stato che sia capace di invitare la cittadinanza con tutto il carico che ne consegue, di diritti e di doveri, di accettazione di regole e di valori condivisi. C'è uno Stato che, uno, non strumentalizzi la paura del diverso, portandoci in derive neofasciste che stiamo vedendo, a cui assistiamo, spero sconcertati, anche se vedo troppa compiacenza, soprattutto su Facebook, fra i più giovani, troppa compiacenza verso il tentativo di scaricare sul diverso i problemi che invece sono endemici, che tutt'al più vengono semplicemente, come possiamo dire, rinfocolati, ma che ci sono a prescindere, perché sono il problema di società, compresa la nostra, che non hanno costruito finora, e lo devono fare, uno Stato che funziona, uno Stato che, essendo a misura dei più deboli, sia a misura di tutti e di tutte. Dunque uno Stato distante dal malaffare, che sfrutta appunto i più deboli, la disperazione, la guerra fra poveri per il consenso, per la rielezione di gente trombata e trombona, che li sfrutta per il malaffare nella gestione dei migranti, che li sfrutta per scaricare le colpe di chi non governa i processi sociali, neanche ci prova, perché possiamo continuamente dirci che sono troppo grandi le sfide che ci aspettano, ma siccome appunto non si vuole vivere di fatalismo, in qualche modo dovremo affrontarle, ci dovremo provare, e invece qualcuno scarica sui migranti, ma potrebbe essere l'Europa, come spesso si fa, l'incapacità di governare, di provare a governare i processi. Insomma, dobbiamo costruire uno Stato giusto, molto diverso dall'Italia, che non è l'Italia, che è la Repubblica di Sardegna. C'è uno Stato a misura di tutti i cittadini che vivono su questa terra, siano essi senegalesi, marocchini, siano essi sardi di nascita o d'adozione, dirò di più, che persino una Repubblica di Sardegna è fatta persino a misura dei galluresi. Mi spingo anche a dire questo, mi prendo questa responsabilità. A misura dei galluresi e anche a misura di quelli come me, che sono Carlo Fortini. Forse gli unici veri ibridi, tutti parliamo di mistura, ma poi in realtà di chi vive la mistura sul serio non ha paura di essere indipendentista. Allora,
questo è il proposito. E io credo che si sta iniziando a farlo. Per esempio, quando il presidente Pigliaru cerca di mettere, come possiamo dire, a posto una Sardegna finita nel caos, in cui la disorganizzazione regna, in cui la difficoltà di governare è evidente perché il lascito di questi anni non è stato quello di costruire uno Stato e un pensiero di persone che ragionano come uno Stato, ma è stato invece quello di aspettarsi tutto dall'esterno. Beh, allora questo lavoro si è iniziato, è un lavoro difficile, è un lavoro che va fatto, che non può essere eluso, ma che è in itinere. Ed è un lavoro che parte da un'idea semplice: etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. E il Dio dei sardi, il sovrano dei sardi, è sempre stato lo Stato, al di là delle politiche rivendicative, contestative o quello che si vuole, ma era sempre qualcuno a cui ci si doveva rivolgere per chiedere che risolvesse il problema di noi sardi, in qualche maniera incapaci di fare noi, incapaci di essere noi gli artefici della nostra storia come esseri umani sardi. Ma ci dobbiamo ancora giustificare che stiamo nel mondo? Cioè ci dobbiamo ancora giustificare che in quanto sardi siamo anche esseri umani? Cioè io questa paura radicale la vedo come una grande forma di interrogazione della nostra coscienza ferita, della nostra coscienza che ancora si vergogna di essere sardi, come se l'essere sardi fosse una sottocategoria rispetto all'essere italiani, francesi, maltesi, sloveni, guatemaltechi o quello che volete voi. Allora, noi dobbiamo imparare a fare come se altri non fossero qui a cullarci e non siano qui a prendersi cura di noi come se noi fossimo un paziente. Si è sempre parlato dell'infinita pazienza dei sardi. Leggetela in senso etimologico: il paziente è colui che sta male e che aspetta che qualcuno lo curi. Non arriverà nessuno a curarci, siamo noi che dobbiamo curare il mondo a partire da casa nostra. E scusate se qui devo citare Gandhi, perché se lo dice Sedda è una fesseria, se lo dice Gandhi invece è una grande figata. Perché da qui iniziamo, e se non ci prendiamo cura noi di casa nostra difficilmente potremo farlo. E allora il problema è come entriamo dentro questo proposito, come ci spingiamo ragionevolmente dentro la costruzione di uno Stato sardo, intanto liberandoci di alcune paure, la prima delle quali è che questo Stato sardo esca dal consesso dell'umanità o dell'Europa. Oggi in Europa ci sono 10 stati più piccoli della Sardegna, alcuni delle quali sono isole. Sapete che al summit del 2007 dei piccoli stati d'Europa la Sardegna, fosse stata indipendente, non sarebbe stata invitata, ma non per indegnità o perché siamo un fenomeno da circo, ma perché siamo troppo grandi, perché i piccoli stati d'Europa hanno posto la soglia per definire chi è piccolo e grande a 1 milione di abitanti. Dunque sappiatelo, per gli altri stati d'Europa siamo grandi. Siamo grandi, iniziamo a cambiare un attimo il punto di vista. Questi stati stanno dentro l'Europa, alcuni dentro l'Unione Europea, altri fuori, ma stanno dentro un gioco che è quello a cui credo tutti quanti abbiamo di partecipare, perché sappiamo che, come si diceva e come è stato ripetuto, ma mi sembra una constatazione analitica, non una proposta politica, il mondo grande e terribile è fatto anche di grandi aggregazioni e noi vogliamo partecipare, da sardi immagino, e spero, e propongo. Non solo, stanno accadendo in Europa degli strani fenomeni. Avete visto, vi è giunta notizia di quello che sta succedendo in Gran Bretagna. La Gran Bretagna in questo momento vede praticamente appaiati 2 referendum. Uno della Scozia, quello perso, ma non è difficile che se ne avrà uno a breve, per diventare indipendente, e quello della Gran Bretagna per uscire dall'Europa. Cioè, mentre la Gran Bretagna vuole uscire dall'Europa, la Scozia da indipendente ci vuole entrare. Questo vi dà la dimensione del gioco di riarticolazioni che è in corso e in cui noi dobbiamo dire qualcosa attraverso la riforma dello Statuto, attraverso la nostra capacità di non aspettare che sia lo Stato con le sue riforme del titolo quinto o dei titoli di coda a dirci cosa dobbiamo fare noi da grandi. Ce l'abbiamo un'idea come popolo. Non dico nazione, attenzione, sto dicendo come popolo, perché so che sulla nazione non concordiamo. Ce l'abbiamo un'idea per giocare d'anticipo, per fare per esempio come la Scozia, che dice sì, io voglio stare in Europa, qualunque cosa tu scelga di fare, sì, io voglio fare questo a prescindere da quello che decidi tu, io voglio essere uno Stato giusto anche se tu vuoi essere uno Stato fascista, o parafascista, o criptofascista. E questa paura di essere Stato
che non è un participio passato ma dovrebbe essere un presente futuro, ce la dobbiamo levare, perché ci sono stati più piccoli che oggi vivono e partecipano all'Europa non in forma sentimentale come facciamo noi. Quando Malta ha 5 europarlamentari fissi e non per la roulette russa a cui ci tocca giocare ogni volta, quando ha riconosciuta la sua lingua, quando si fa le sue politiche sulla pesca, quando tutela i suoi interessi in quelle sedi, lo fa perché è uno Stato. E Malta non è un'isola, sono 3 isolette con 400.000 abitanti e diversi milioni di fichi d'India, e non ha acqua potabile. Malta non ha acqua potabile ed ha il 6% di disoccupazione. Evidentemente il problema e la risorsa sono sempre gli esseri umani, e questa è la sfida che ci dobbiamo porre. Per chiudere, bisogna, secondo me, in una prospettiva che è unificante dei sardi, io non divido i sardi fra gli indipendentisti e i servi, io divido la Sardegna fra chi è indipendentista e chi non lo è ancora, o ancora meglio fra chi lavora per l'indipendenza e chi ancora non ha iniziato o magari ci sta pensando. Allora bisogna iniziare serenamente, a prescindere dal fatto che si pensa all'indipendenza o meno, a costruire delle strutture di Stato. Ne do un esempio. Oggi il presidente Ganao ha riportato una cosa che sappiamo tutti, ha detto, testuali parole: ci abbiamo messo 10 anni per ottenere l'attuazione dell'articolo 8, quando in realtà c'era solo da capire che quando dovevano darci i nostri soldi. Perché dobbiamo aspettare che ci diano i nostri soldi quando l'articolo 8, 9, 10 ci danno la possibilità di invertire il rapporto, comunque di andare a contrattare con lo Stato, come stiamo facendo e come faremo, come farà il presidente Pigliaru a breve, perché ci stiamo lavorando su, quando si può fare un'agenzia sarda delle entrate che ribalti i flussi di cassa e che faccia in modo che i soldi che toccano alla Sardegna, che la Sardegna ha per statuto e dunque per Costituzione italiana, siano dei sardi immediatamente disponibili, immediatamente spendibili, immediatamente programmabili e investibili per la nostra ricchezza, per i nostri servizi pubblici che sono la nostra vita. Perché non l'abbiamo fatto? Perché abbiamo aspettato che fossero gli altri al loro buon cuore a renderci i soldi e non ci siamo presi la responsabilità noi di gestirli? Questo è quello che bisogna fare, iniziare a costruire un pezzo di un'articolazione di uno Stato sardo, l'Agenzia Sarda delle Entrate. Il disegno di legge è quasi pronto e io credo che sarà un grande atto caratterizzante della legislatura, perché se poi verrà fatto lavorare bene metterà fine all'avvertenza entrate e ci darà la possibilità di avere certezza delle nostre ricchezze e ci consentirà di programmarne altre. L'articolo 10 già oggi ci dà modo, con intelligenza, anche con un certo grado di astuzia, di poter praticare delle politiche fiscali che potrebbero essere utilizzate per esempio per creare comparti produttivi che oggi sono inesistenti ma che potremmo ritenere strategici. Perché non dovremmo farlo? Vogliamo produrre nuova ricchezza, se no chi pagherà le pensioni a tutti i vecchi sardi centenari, e gliene auguriamo anche di più a tutti i nostri centenari, anche perché sono una bellissima immagine, oltre che di sapienza, di qualità della vita. Sì. Per cui dobbiamo avviarci a costruire queste strutture. Ne ho accennato 2, ovviamente, l'Agenzia Sarda delle Entrate e la sovranità fiscale, perché io credo che alla fine sia la storia che fa la geografia. Cioè l'Islanda non è meno isola di noi, eppure è uno Stato e penso che viva condizioni di perifericità molto peggiori delle nostre, eppure ci si è messi, si è rimboccate le maniche, ha i limiti dell'insularità ma non si è fermata. Io credo che siamo qui a dire questo, che chiaramente vogliamo quanto è dovuto, ma vogliamo fare molto di più di quello che è dovuto. Vogliamo fare una Repubblica di Sardegna libera, prospera, giusta e degna. Grazie.